Ogni domenica, ore 14, il grande cinema, Movie Time, con Vincent. Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sono ore di autentica debacle per la sinistra, in particolare la sinistra nostrana ha ricevuto un 1-2 al mento micidiale, 2 colpi autenticamente da KO che ne fanno saltare la narrazione internazionale e la narrazione interna. Il primo ovviamente riguarda l'insediamento di Donald Trump, per loro l'orco, il puzzone, l'abusivo, nella realtà il presidente voluto dagli americani, anche e soprattutto contro le loro parole d'ordine. E infatti Trump sostanzialmente ieri gli ha detto che li sbaraccherà tutta l'ideologia che li ha tenuti in piedi negli ultimi lustri, diciamo. Quell'ideologia che ha sostituito la vecchia ideologia comunista rimasta sotto le macerie del muro di Berlino, il woke. Beh, ieri Trump ha plasticamente, irreversibilmente chiarito che il primo obiettivo della sua presidenza sarà farla finita col woke. Con me finisce il Green Deal. Trivellare, trivellare, trivellare. Useremo combustibili fossili per far tornare l'America grande. Nella mia America ci sono 2 generi, un maschio e una femmina, e non ci saranno finanziamenti per scuole o associazioni che sostengono la moltiplicazione a piacimento dei sessi. L'immigrazione clandestina non è una risorsa, è un problema da gestire. E Trump ha annunciato, qui c'è una grande ipocrisia linguistica interessata, perché si traduce deportation con deportazione. In realtà, come ha chiarito tra gli altri Federico Rampini, si tratta di un piano di espulsioni degli immigrati clandestini al confine meridionale, analogo a quello che fece il presidente Eisenhower negli anni 50, l'operazione Wetback. Ecco, direi che nessuno può dare del fascista Eisenhower, ecco, su questo spero che siamo ancora tutti d'accordo. E quindi lui ha annunciato la fine del loro mondo. La fine delle turbe ideologiche e ne ha fatto una priorità politica. Poi c'è la notizia interna. La notizia interna arrivata ieri sera riguarda la bocciatura del referendum contro l'autonomia, cioè la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito proposto da opposizione e CGIL. Non si sa cosa c'entri la CGIL con la critica all'autonomia, ma diciamo che pur di non occuparsi di lavoratori va bene anche quello. Virgolette dell'ufficio stampa della consulta medesima, perché la Corte ha rilevato che l'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. E questo pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell'elettore. Cioè sostanzialmente la consulta aveva sollevato questioni di costituzionalità su alcuni punti della legge, rimandandola al Parlamento. Quindi aveva cambiato la legge, quindi il cittadino si sarebbe venuto
a votare con una legge diversa, semplicemente perché doveva essere, ricordate nella retorica, il cavallo di Troia per dare la spallata al governo, no? Questo referendum. La legge era diversa, mentre viceversa non si può indire un referendum contro l'autonomia tout court, per il banale motivo che l'autonomia, come non ci stanchiamo di ripetere da queste parti il nostro Giuliano Zolini in primis, è scritta nella Costituzione. Quella riforma, con i rilievi fatti dalla Corte, eccetera, ma è una riforma viva e che applica lo spirito e la lettera della Costituzione. Quindi altro che il detonatore per far saltare il governo, la grande adunata elettorale del mezzogiorno, tra l'altro presupponendo che tutti i cittadini meridionali condividessero queste critiche all'autonomia, che in realtà è in primis nel loro interesse, perché è il centralismo che ha condannato il Sud spesso al sottosviluppo, e gli è caduto anche quest'arma su cui erano già organizzati i comitati e tutta la gran cassa mediatica d'appoggio. Quindi pam pam, un doppio colpo al mento definitivo per le certezze di progressisti, che svela, diciamo, alla radice lo stesso vizio. Cioè la sinistra progressista contemporanea lavora quasi sempre per pars destruens, lavora quasi sempre contro qualcuno o contro qualcosa. No Trump, non sia mai Trump, Trump è un dittatore. No l'autonomia che spacca il paese, non sia mai, deve rimanere tutto uguale perché invece ora il paese non è spaccato. Ecco, quando la sinistra passerà alla pars costruens, forse riacquisirà una parvenza di legame con la realtà. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato